contropiede del Piana, accelera Sannasardo che ha recuperato, poi tocco un po' così e così per Graziano, occhio all'intervento da parte di Paola e calcio di rigore. Va il numero 9, rincorsa Anane, grandissima parata di Paola. Barbara, ancora il numero 2 sempre ad appoggiarsi da Sacco, sviluppa tanto sull'8 di destra il San Giorgio. Qui Anane aveva avuto una grandissima idea, si ferma, va al limite dalle parti di Passero, il numero 4 non ha spazio però per andare a calciare, pallone un po' a metà, passa comunque per Barbara, poi Sacco al volo, il numero 8 si è coordinato con il destro, la palla ha preso una traiettoria stranissima su cui Di Paola non ha potuto far nulla. Provata la sponda da parte di Messina, riuscita verso Frisella che passa su Neri, mette dentro, è un tiro cross su cui si deve impegnare Sisè. Graziano va sul fondo, ancora il numero 8 c'ha ancora sfiato per sprintare, Barbara dentro, pallone non arriva da Anane, poi Anane sulla ribattuta, il gol dopo la conclusione di Passero dal limite dell'area, è il più veloce, il numero 9 che va a esultare sotto la curva dei padroni di casa. Lancio lungo per Barbara, precisissima la sponda anche per Anane, era complicato questo pallone da impattare al volo. Tempesta con il mancino, mette dentro, occhio che il pallone è rimasto lì, Passero la spazza fuori, poi lungo Di Matteo con la testa, Tempesta a lottare, poi Frisella contro Sacco che non perde un duello, però non c'è fallo. Caronia, giocare da Tempesta, occhio allo spazio per andare con la punta, lungo linea a Nane, regolare la posizione, il pallone dentro, Graziano tutto solo a rigore, Graziano spara addosso a Di Paola con tantissimo spazio, poi ancora Graziano che va lungo a cercare Barbara, il pallone è regolare, la posizione è regolare, scusa, del pallone era buono, non è riuscito però ad arrivare Sannasardo, poi ancora Sacco a far sbagliare il pallone, andare da Nane con la testa da Barbara, sul fondo mette dentro il pallone, si è inserito Diakite, inserimento del neo entrato in maglia 18 dopo il pallone perfetto di Barbara e 3-0 Piana, anticipato in pieno Urso, poi Anane, ripartenza ancora del San Giorgio, occhio perché c'è il destro, è il 4-0 dei padroni di casa che adesso vanno a fare la goleada in questo match, segna anche Sannasardo. Diakite adesso in gestione totale di San Giorgio, lancio lungo di Diakite e Barbara in posizione regolare, occhio al numero 2 che ha provato il pallonetto Di Paola,